è difficile, non so. Lo staff è molto gentile, molto preparato, la location molto bella, anzi, niente da dire, non ho mai visto in Italia una clinica odontoiatrica così bene attrezzata, pulita e organizzata. Tutto da suggerire e da così positivi, riscontri positivi per tutto quanto, a chiunque ce lo chieda. Insomma. Ciao, io sono Francesco Brigliadori, faccio il musicista, l'insegnante di musica e il magazziniere, perché con la musica non si guadagna abbastanza. Sono venuto qua e mi sono trovato molto bene. Sono felice di avere finalmente dei denti e poter sorridere senza sentirmi a disagio. Avevo la parodontite, quindi avevo dei notevoli problemi, i denti che si muovevano in continuazione, invece così mi sento la bocca molto più solida. E poi posso sorridere con un minimo di sostegno, insomma, personale. Chisinau si sta bene, si mangia bene, Allora, sono Cinzia, sono di Roma e ho 62 anni. La S va un po' per conto suo ancora. Che altro devo dire? Che sono ancora a metà strada nel percorso delle cure odontoiatriche. Ieri ho messo i provvisori nell'arcata superiore dopo diversi interventi importanti. A novembre tornerò per fare l'arcata inferiore, metterò i provvisori, poi da lì decideranno quanto tempo ancora per chiudere con i definitivi. Ringrazio in particolare il dottor Jacob, il chirurgo, ma credo che poi alle sue spalle ci sia comunque tutta l'equipe della clinica. E non lo so, che altro devo dire? Che lo staff qui è eccezionale. In questo momento particolare con il coronavirus ci è stato negato un momento abbastanza importante, perché la socializzazione è importante. E quindi non poter venire in logistica, mangiare la pasta, stare con le ragazze, con tutti voi, con un pochino mi sto commuovendo.